4 persone ferite nell'esplosione di un furgoncino per la vendita di panini sul piazzale di un centro commerciale di Marghera. 2 sono ricoverate in gravi condizioni, lo scoppio causato dalla bombola di gas. L'omicidio di Cison, nelle prossime ore l'udienza di convalida dei 2 fratelli accusati di aver provocato la morte di Alessandro Sartori, il padre della vittima, in lacrime ai nostri microfoni. Meno di 48 ore dall'attesa apertura del primo tratto di Pedemontana Veneta-Breganze. Lunedì mattina assieme a Zai anche Salvini. Antenna 3 seguirà l'evento in diretta con un'edizione straordinaria. 18enne violentato da un cittadino nigeriano con il quale si era appartata per fumare hashish a Treviso. Il giovane fermato parla di rapporto consenziente, ma gli esami medici confermerebbero la violenza. Una gomma lesionata, assenza di estintore, l'autista che non aveva rispettato i tempi di riposo alla guida. L'autostrada di Padova ferma un autobus che stava partendo con 2 classi di bambini in gita. Nel pomeriggio il corteo colorato e festoso del Padova Pride lungo le vie della città. L'esiguo numero di presidio di Forza Nuova scongiura problemi di sicurezza. Il bimbo ha fretta di nascere, parto nel parcheggio dell'ospedale di Chioggia per una mamma assistita dall'equipe medica del nosocomio. Mamma e bimbo stanno bene. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura quanto accaduto nel pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale di Marghera. L'esplosione di un furgoncino adibito alla vendita di panini ha causato il ferimento di 4 persone, 2 sono più gravi, ricoverate in ospedali. Dettagli nel nostro servizio d'apertura. Un'esplosione improvvisa, violenta, terribile, oltretutto avvenuta proprio attorno all'ora di pranzo, quando il furgoncino che vendeva panini sul piazzale di un centro commerciale di Marghera era in piena attività. Sul piazzale rimangono solo le carcasse del furgone e di una moto. 4 persone sono ricoverate in ospedale. C'erano degli avventori e sono state coinvolte 4 persone che adesso sono tutte all'ospedale. Il titolare e la compagna, un avventore da quel che ho capito che stava pagando e poi una ragazza che in questo momento non so il suo ruolo. E 2 da quel che ne so io, però per ripetere, io ho operato qui sul posto, sono medie e una un po' più grave. Questo significato sarà da verificare poi all'ospedale dai medici. Le 2 ferite più gravi sono 2 donne sui 40 anni che al momento dell'esplosione erano sedute davanti al furgoncino a consumare l'ordinazione. Ricoverate a Mestre, saranno presto trasferiti ai centri ustionati di Padova o Verona. Le loro condizioni sono serie, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Ferito, come detto, anche il titolare ed una 4ª persona in maniera più lieve, sbalzata dall'onda d'urto dell'esplosione. C'è una bombola esplosa, quindi è stata quella che ha fatto la deflagrazione e l'abbiamo trovata a una 50 di metri. Però adesso insomma il meccanismo da dove è partito e l'evolversi faremo delle valutazioni graduali in base anche a quello che troviamo sotto. Adesso deve vedere il tubo, il cavo, come hanno riempite, tutta una serie di fattori tecnici che in questo momento è solo da mettere in sicurezza. Ci spostiamo con la cronaca in provincia di Treviso per tornare a parlare dell'omicidio di Cison, della tragedia di Cison di Valmarino. Mio figlio era disponibile con tutti, amato e sempre presente, ora non c'è più. Sono le parole rotte dal pianto del papà di Alessandro Sartor, morto giovedì notte mentre tentava di sedare una lite. Era un figlio che era nostro figlio, che non poteva mai dire niente. Quando avevo bisogno, a disposizione, e soprattutto con gli amici, perché questo è un suo amico che penso che può considerarlo come un fratello, perché era sempre con lui, aveva bisogno, era sempre con lui. C'era tempo, veniva a dare una mano a me, se no lui era sempre con tutti. Non ci sono parole, ma solo lacrime e disperazione. Alessandro Sartor, amato da tutti e sempre disponibile, ora non c'è più. Il papà parla di quel figlio che tutti avrebbero voluto avere, pronto ad aiutare il prossimo. Impegnato nel volontariato, lavorava e aiutava la famiglia. Era stato lui, assieme agli amici, a sistemare il bar e le strade per il tanto atteso Giro d'Italia. Adesso stanno preparando per il passaggio al Giro d'Italia.
festeggiamo oggi, per domani aveva sua maglietta su rosa, aveva partecipato, oltretutto che ho saluto stamattina, aveva preparato tutte le biciclette in legno là in compensato che ha messo su per Tove, non so se c'è ancora sport, è stato a vedere, le aveva preparate lui quelle. Era uno proprio solare, diciamo che per lui. Una persona amata da tutti, se lo descrivono così. Non aveva nemici, non aveva. Era amata da tutti e stimata. Ma soprattutto Alessandro era una persona tranquilla, mai un litigio con nessuno. Non è mai venuto a casa con livido perché avesse baruffato qualcuno, mai niente, basta. E volevo che le cose fossero sempre fatte e regolate, non faccio tanto per fare. Lui voleva le cose finite, che tutto regolate come ha fatto con me, anche lui voleva le cose giuste. La mamma Maria Teresa non ce la fa a parlare, troppo dolore. Papa Giorgio vuole far sapere quanto il figlio era amato e lo dice con 2 parole. Lui era di tutti. Intanto si terrà nelle prossime ore, forse lunedì mattina, nel carcere di Treviso, l'interrogatorio di convalida di fronte al giudice dell'udienza preliminare, l'udienza per Alberto e Francesco Stella, i 2 fratelli di Fara di Soligo, da ieri sera sottoposti a fermo di indiziati di delitto con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. Alberto e Francesco Stella, da ieri sottoposti a fermo di indiziati di delitto con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale per la morte avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì di Alessandro Sartor, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, all'esterno della locanda al Bacaro di Tovena, gridano la loro innocenza e rigettano ogni accusa. Agli inquirenti, che li hanno ascoltati tutta giovedì notte fino al pomeriggio di ieri, avrebbero riferito di non aver picchiato Sartor, ma di essergli passati accanto, poi l'uomo sarebbe caduto a terra. I ragazzi, stando sempre a quanto emerso, non avrebbero capito che le condizioni dell'operaio erano così gravi e di aver saputo della sua morte solo più tardi. Non solo, ma i familiari avrebbero riferito di essersi allontanati da una delle risse che erano scoppiate per motivi non ancora chiari all'esterno del locale. Sull'auto di uno dei fratelli, i segni che sarebbero stati lasciati dai pugni sferrati sulla carrozzeria da alcuni presenti. Questa sarebbe la loro versione, che dovrà essere accertata dagli investigatori. Il sindaco di Fara di Soligo, dove abita la famiglia Stella, ha detto che l'intera comunità è sotto shock. È una famiglia rispettabilissima come tutte le famiglie di Fara di Soligo. Quello che ha colpito la famiglia in questa... Insomma, è una tragedia veramente che ci lascia increduli, e mi stringo ovviamente attorno ai familiari del ragazzo che purtroppo è morto. Ora attendiamo di capire cosa sia accaduto, dice il sindaco. È una famiglia anche questa distrutta e siamo tutti in attesa di capire quanto è successo. Chi ha sbagliato deve pagare, aggiunge il primo cittadino. Se il fatto viene accertato che i due ragazzi sono i 2 colpevoli, assolutamente, perché non è assolutamente concepibile una cosa del genere, deve essere fatta assolutamente giustizia. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare dell'inaugurazione lunedì mattina della Pedemontana, la presenza del vice premier Salvini e del governatore del Veneto Zaia, un atto politico e un avvertimento ai colleghi 5 Stelle al governo: basta rallentamenti alle grandi opere. Un evento che Antenna 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 10:30. In studio Ferdinando Avarino, in collegamento da Breganze Angelo Cimarossi per raccontarvi minuto per minuto l'attesa apertura del primo tratto vicentino. L'inaugurazione della Pedemontana per lunedì è confermata con la presenza del vice premier Salvini e del presidente della regione Veneto Zaia. La cerimonia si terrà proprio al casello di Breganze, che servirà da interconnessione con l'autostrada 31 Valdastico, che tanto ha fatto disperare perché ci sono voluti mesi per rendere operativo il pagamento, visto che il software tra le 2 società concessionarie non erano sincronizzati, quindi i primi 7 chilometri erano pronti da mesi, ma l'informatica non c'era verso che facesse la sua parte. Nel frattempo i nemici della grande opera, il cantiere pubblico più grande in Italia, hanno continuato ad agire
come per esempio il 5 Stelle Costa, che prima pone dubbi sulla realizzazione, poi fa retromarcia dopo aver fatto imbestialire i colleghi leghisti di governo e l'intera Regione Veneto. Non tutto è del tutto a posto, perché in effetti questi primi chilometri si mettono su viabilità ordinaria a Breganze, senza che sia pronta la complanare per evitare l'effetto imbuto. Il problema pratico è reale, ma si tratta di quisquiglie per la politica. Perché? Perché soprattutto c'è la decisione di Salvini di inaugurare in pompa magna i primi 7 chilometri con un atto simbolico e di fatto fortemente politico. Un segnale chiaro ai 5 Stelle sulle grandi opere: ora basta mettere i bastoni tra le ruote. E questo vale per la Pedemontana Veneta, ma anche per gli altri cantieri, a cominciare dal nodo della TAV. Per i nemici delle grandi opere c'è sempre meno spazio politico di manovra e il terreno di battaglia tra diverse visioni al governo è pronto per lo scontro finale. Bisognerà a questo punto vedere se le truppe del no dei 5 Stelle si ritireranno accettando la sconfitta o se si andrà allo scontro finale. Dalle 10:30 di lunedì la nostra rete seguirà in diretta l'importante evento con la telecronaca dal posto e anche in studio, perché comunque la si veda, questo taglio del nastro non è come tutti gli altri. Torniamo alla cronaca. Un 27enne nigeriano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una 18enne a Treviso. Un incubo nel quale è piombata una ragazza di appena 18 anni. La giovane mercoledì si era allontanata dalla casa famiglia nel Padovano in cui è ospitata e ha raggiunto Treviso. Nei pressi della stazione ferroviaria ha incontrato un 27enne nigeriano residente a Carbonera, regolare in Italia. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero appartati in un giardinetto della città per fumare una sostanza stupefacente, hashish o marijuana. Poco dopo la ragazza sarebbe svenuta. Quando ha ripreso i sensi il giovane non c'era più e lei ha capito che era successo qualcosa, che c'era stato un rapporto sessuale. A quel punto, sotto shock, ha chiesto aiuto ad una barista che ha chiamato il 112. La 18enne è stata accompagnata al Caffoncello, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso, che hanno riscontrato delle abrasioni compatibili con una violenza sessuale. Nel frattempo i militari dell'Arma hanno rintracciato il presunto responsabile, che ha fornito una versione in parte diversa dei fatti rispetto a quella della ragazza, affermando che il rapporto sessuale c'era stato, ma era consenziente. Per il 27enne è scattato il fermo ed è ora in carcere in attesa della convalida. La ragazza invece, subito dimessa dall'ospedale, è tornata nella casa famiglia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire completamente i contorni della vicenda. E intanto è stato convalidato l'arresto del nigeriano che giovedì mattina a Vicenza ha abusato sessualmente di un autista di un pullman. Il questore di Vicenza, Bruno Failla, dice attivata la procedura per l'espulsione. Isaiah Ogobe, 31 anni, rimane in carcere. Il nigeriano che giovedì mattina ha usato violenza nei confronti di una 35enne autista di pullman di una ditta privata di trasporto pubblico extraurbano, al momento rimane dietro le sbarre. Lo ha disposto il Tribunale di Vicenza, ma il passo successivo, il provvedimento atteso, è un altro. Il questore di Vicenza si è già attivato. È chiaro che attiveremo, abbiamo già attivato tutto il procedimento amministrativo per l'espulsione e lo allontaneremo dal nostro territorio, questo è fuori di dubbio. Ed a Aversa, nel Casertano, il ministro degli interni Matteo Salvini, durante un comizio saputo dell'accaduto, precisa: ho letto che oggi un immigrato di 31 anni irregolare ha provato a violentare un'autista donna di un autobus. Grazie al decreto sicurezza questo infame può essere espulso e rimandato a casa sua. Ma intanto Isaiah Ogobe è arrivato in Italia nel 2016 richiedente asilo e si è visto rigettare la domanda, compresi tutti i ricorsi, fino ad entrare in clandestinità, ma dal nostro paese fino ad oggi non si è mai mosso, anche se sembra avesse presentato una domanda di rimpatrio volontario. Già arrestato una quindicina di giorni fa dalla Polfer Vicentina, è aggressivo e recidivo negli atteggiamenti. Ha anche reagito nei confronti dei nostri agenti e più volte, e quindi anche questo un scarsissimo rispetto dell'autorità, dell'istituzione e delle leggi dello Stato. In spregio ad ogni valore istituzionale delle persone, quelle persone che hanno collaborato attivamente con le volanti prontamente giunte sul posto. Sulla base delle informazioni che hanno acquisito sul posto e quindi la fotografia, le indicazioni fatte da tutti i cittadini, si sono messi alla ricerca e l'hanno individuato e lo hanno reso inoffensivo. Un controllo della Polstrada di Padova su un autobus in partenza per una gita scolastica ha permesso di evidenziare alcune irregolarità e il mezzo è stato fermato.
Tutto pronto per la gita di primavera, nel primo vero giorno di sole dopo un mese di piogge e freddo. Bambini con gli zainetti in spalla, mamme che salutano e maestre pronte ad affrontare una giornata campale. Poi arriva la polizia stradale e la faccenda cambia di colpo. È accaduto stamani davanti a una scuola elementare di Ponte Longo, dove una pattuglia della stradale di Padova ha effettuato un controllo a sorpresa su un bus pronto a partire per una gita nel delta del Po. E i controlli hanno dato un esito che nessuno si aspettava. Il mezzo aveva infatti uno pneumatico lesionato, mentre all'interno non c'era l'estintore che invece è previsto per legge. Inoltre il conducente è risultato essere non in regola con i tempi di riposo e guida, che sono regolamentati molto rigidamente per evitare situazioni pericolose. Per il guidatore è scattata una multa e il bus è stato bloccato dall'autostrada. Gita rimandata quindi? Per fortuna no, perché sul posto è stato fatto arrivare un autobus in regola e la comitiva è partita subito per il delta. Ma questo dimostra che i controlli in corso da parte della stradale sono molto utili per evitare guai e sorprese. Inutile ricordare che solo pochi giorni fa uno scuolabus con molti bambini a bordo si è ribaltato ad Arquà Petrarca e il conducente è fuggito lasciando corriera e scolari feriti nel bel mezzo di una strada. L'uomo è stato poi acciuffato dai carabinieri ed è risultato essere non in regola con la normativa sull'assunzione di bevande alcoliche, per non parlare dei suoi precedenti. Insomma, la cautela in questi casi non è mai troppa. Adesso una notizia che arriva dal sito del Gazzettino.it che riguarda la tappa del Giro d'Italia, la tappa numero 20, Giro d'Italia che per 2 giorni ha attraversato la Marca e oggi era nel Bellunese, proprio all'altezza, durante la salita sul Monte Avena nel Bellunese, un episodio, un imprevisto per i ciclisti, perché un tifoso a bordo strada, si legge, ha fatto cadere Miguel Ángel López a pochi chilometri dalla fine della tappa. Il colombiano si è alzato da terra e ha letteralmente preso a schiaffi lo spettatore. Infine è ripartito prendendo la bici di un compagno di squadra dell'Astana. López, che a fine gara poi si è scusato per il gesto, ma ha detto bisogna fare attenzione e avere rispetto nei confronti dei ciclisti. In migliaia in città per il Padova Pride, la manifestazione dell'orgoglio gay e lesbiche, mentre al Santo manifestava Forza Nuova. È arrivata l'ora del Pride a Padova, la giornata dell'orgoglio, e l'orologio di Piazza dei Signori guarda migliaia di persone che ballano e cantano nelle vie del centro. In migliaia si sono dati appuntamento in centro storico a Padova per il Pride, la sfilata dell'orgoglio di lesbiche, gay, transessuali, queer e intersessuali. Ma nella bagarre colorata e rumorosa c'è spazio per tutti. Bene, bene. C'è tanta gente? Sì, pensavo di più però. Troppa gente, troppo caldo, però una bella giornata. Come mai siete qui? Perché la comunità, sì, per sostenere un'idea che è corretta alla fine, perché l'amore è amore. Nella sfilata spiccano anche le bandiere di associazioni e sindacati e c'è pure qualche amministratore pubblico con la fascia tricolore. È una festa, è un momento in cui si ribadisce che non si può arretrare di fronte ai diritti delle persone e quindi è necessario che ci sia anche la rappresentanza istituzionale a ribadire che in questo paese c'è una Costituzione che va rispettata sotto ogni profilo, compreso l'articolo 3. Siamo a pochi metri dal Duomo di Padova, il corteo rumoroso e coloratissimo ha percorso tutta via Vescovado e ora invaderà le piazze pacificamente. E nel giorno della libertà di orientamento sentimentale e sessuale c'è spazio per la libertà di espressione di tutti. E come avete visto, se da una parte di Padova c'è una manifestazione colorata per l'orgoglio gay, qui sotto le cupole del Santo Forza Nuova manifesta per la famiglia tradizionale. In quanto tali cerchiamo di mettere un po' di ordine in questo paese. Padova è fatta così, qui c'è spazio per tutte le idee, la città si conferma tollerante e accogliente qualunque sia la vostra opinione. Una signora di 30 anni questa notte ha partorito il suo terzo figlio nel parcheggio dell'ospedale di Chioggia. Sia la neomamma che il bambino stanno bene e rimarranno nel nosocomio ancora qualche giorno. La donna, non residente a Chioggia, ieri sera ha cominciato a sentirsi male e con il marito ha deciso di rivolgersi all'ospedale Clodiense. Ma una volta giunti nel parcheggio il bambino aveva troppa fretta di nascere e così il padre ha preferito accorciare i tempi. Ha chiesto l'intervento dei medici del pronto soccorso direttamente nel parcheggio.
pomeriggio un'equipe è accorsa in fretta accompagnando il parto, che è avvenuto alle ore 23:37 senza nessun problema per mamma e figlio. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per il mese antoniano, le cupole del Santo di Padova saranno eccezionalmente raggiungibili da un pubblico selezionato di poche decine di persone che potrà visitarle al tramonto prenotandosi sul sito. È la prima volta in assoluto che il percorso piuttosto impegnativo viene aperto ai non addetti ai lavori. Il piombo sigilla la chiesa, possiamo dire le cupole del santo, una foresta di legno sorregge il tutto e la fede sorregge tutto il resto. Questo dal tetto del santo sopra Padova, ma soprattutto sopra una storia di fede e di passione che dura da secoli. La salita fino alla cupola più alta del santo è un viaggio corrispondente a 20 piani, un affaccio sulla storia stessa della basilica, è un percorso non aperto al pubblico, usato solo per manutenzione, ma il corso del tempo è percepibile come nel meccanismo di un antico orologio. Si sale tra i contrafforti medievali in mezzo alla foresta di legno di antiche navi, meno attaccabile dal fuoco. Poi ci si affaccia sulla meraviglia delle cupole rivestite di piombo e sulla forza immensa che irradia la Basilica del Santo, cupole che di solito si paragonano a quelle veneziane di San Marco. Non perpetuiamo la leggenda che noi abbiamo copiato dal San Marco. La cupola che ha un significato maggiore è questa sulla quale noi siamo, perché al momento in cui hanno costruito la basilica a Gerusalemme, sopra il Santo Sepolcro, c'era una cupola troncoconica esattamente come questa, tanto che la gente diceva Padova, Gerusalemme nuova. Quindi, se volete, è un gioco di parole, la cupola del Santo Sepolcro sopra il Sepolcro del Santo. E con il prossimo servizio andiamo nel Tesino per un torneo nazionale di calcio in memoria del compianto Tony Zen. Un abbraccio tra tutti i giocatori, un minuto di silenzio e palloncini liberati in cielo, il ricordo emozionante di chi, come Tony Zen, mancato 5 anni fa, ha sempre creduto nei valori dello sport e del calcio come guida nella crescita e nella maturazione dei giovanissimi. Fischio d'inizio del torneo nazionale di calcio Memorial Tony Zen e Dino Soranzo. Una 3 giorni nella splendida cornice del Tesino, dove 16 squadre da tutta Italia, ragazzini d'età compresa tra gli 11 e i 12 anni, hanno dato il meglio di sé, ma soprattutto si sono divertiti. Con un testimonial d'eccezione, l'ex Serie A Simone Tiribocchi. È una festa, è un modo per far giocare i ragazzi, conoscerli, soprattutto per ricordare 2 grandi persone, Tony e Dino, quindi una grande festa organizzata bene, però come hai detto giustamente prima di tutto il divertimento. Un appuntamento voluto con forza dal figlio di Tony, Matteo Zen. Si è cominciato con un abbraccio collettivo. Sì, penso questo sia un gesto bellissimo che abbiamo fatto fare ai bambini, proprio perché l'amicizia legata attraverso questo gesto è fondamentale. E poi si vedono genitori che sono davvero sfegatati. Sì, diciamo che è un clima molto bello di festa, perché comunque mio padre voleva così, e vedere tutta questa gente in tribuna che incoraggia, che tifa per i propri ragazzi è una cosa meravigliosa. Generazioni cresciute sotto l'ala del compianto ex sindaco di Romano De Zelino, che ha dedicato la vita al calcio e ai ragazzini. L'ho conosciuto bene e per me è stato come un padre, una persona eccezionale da tutti i punti di vista, soprattutto umana. Siamo un gruppo di amici appunto che danno una mano nell'organizzazione e per questo evento abbiamo anche fatto dei braccialetti a ricordare proprio i valori proprio di amicizia, lealtà e altruismo che professava Tony Zen. Calcio è la vita, è amicizia, è amore e soprattutto la condivisione di queste belle cose qua per cercare di dare allegria un po' a tutti. Parlando di calcio, non può mancare una rappresentanza dell'FC Bassano 1903 con il vice della società Ermanno
Intervip Flinger che parla della ormai nascitura giovanile giallorossa. Noi stiamo costruendo un settore giovanile di qualità, stiamo facendo il massimo per dare a Bassano un settore giovanile che merita. L'anno prossimo sarete qua? Assolutamente. Da Bassano a Cittadelle, qui si tocca un tasto delicato visto che domani il Citta si gioca il ritorno per la promozione in A. Domenica speriamo che questo sogno si avveri, è come toccare il paradiso, mentre oggi siamo qua a festeggiare con questa schiera di ragazzini. Un messaggio è stato rivolto proprio ai genitori presentissimi e attivissimi in questa 3 giorni di grande sport e divertimento. E quello che io ho chiesto ai genitori, che sono numerosissimi, è che siano veramente un esempio per questi bambini di come si deve fare lo sport. Dal Veneto è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona domenica. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bella domenica soleggiata e calda sulle nostre regioni, l'anticiclone infatti è sempre più presente al nord, ma vediamo il dettaglio del 2 giugno. Sul Veneto la festa della Repubblica sarà all'insegna del bel tempo con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto. Non si escludono occasionali annuvolamenti e veloci acquazzoni pomeridiani sui monti bellunesi. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.